Un cordiale saluto amici della Wii Sport, al via anche campionati Under 16 regionale. Siamo allo stadio Luigi Averna di Riposto per raccontarvi della sfida del girone A tra Ionia Calcio Riposto ed SSD Camaro. Sono queste le due formazioni che inaugureranno questo nuovo campionato. Completino giallo-blu per il Camaro, completino bianco-nero per la Ionia Calcio Riposto, mentre le due squadre hanno fatto il loro ingresso in campo grazie all'aiuto delle nostre grafiche. State venendo a conoscenza anche degli 11 che scenderanno in campo. Quest'oggi si stringono a cerchio le due formazioni, dopodiché possiamo passare a raccontarvi con le immagini del film di questa sfida a primo possesso, gestito dalla Ionia Calcio Riposto, ma subito occasione per il Camaro in avanti con Silipigni che stoppa e calcia col sinistro e trova immediatamente un gran gol 1-0 per la formazione ospite, grazie alla firma di Fabrizio Silipigni che riapprezziamo. Grazie al nostro rallenti viene a festeggiare così il numero 11 sotto le nostre telecamere. Dopo appena un minuto trascorso sul cronometro, il Camaro è già in vantaggio. Occhio ancora alla formazione ospite che ci prova dagli sviluppi di un calcio di punizione, palla in calcio d'angolo, dagli sviluppi dello stesso tentativo di testa con il pallone che però finisce alto. La risposta dei padroni di casa della Ionia arriva al 9° minuto di gioco con il tentativo di Piana che qui stoppa e calcia un misto tra un tiro e un cross, ma non trova lo specchio della porta il numero 8 Camaro, che allora si riaffaccia in avanti ancora una volta dagli sviluppi di un calcio d'angolo, ancora una volta con un tentativo di testa che però finisce alto. Sempre Piana per la Ionia Calcio Riposto a rendersi pericoloso, qui prova a coordinarsi di prima intenzione su un pallone vagante in aria. Ancora una volta il numero 8 non c'entra però lo specchio, si va a riposo sul parziale di 1-0. Fin qui la sta decidendo la rete al 1° minuto di gioco di Fabrizio Silipigni. Si ritorna per la seconda frazione di gioco ed è sempre il Camaro a rendersi pericoloso in avanti. Calcio di punizione, la deviazione vincente è di Cicala, bravo ad anticipare tutti e a mettere il pallone alle spalle del portiere. Arriva il raddoppio della formazione giallo-blu al 12° minuto del secondo tempo e 2-0 adesso in favore del Camaro. Prova a cambiare qualcosa allora il mister della Ionia, entrerà in campo Di Martino per provare a cambiare un po' le cose, ma qui occhio perché c'è un errore grossolano della retroguardia della Ionia che favorisce Raspaolo, che da 2 passi non può sbagliare, mette il sigillo alla gara anche Raspaolo sul tabellino dei marcatori e adesso sono 3 per il Camaro quando ormai non manca molto. Probabilmente la formazione dei neroverdi chiude definitivamente la partita. Parte allora il valzer dei cambi per la Ionia, escono Vitale e Intelisano per far spazio a Pennisi e Iofrida, entra anche Figuera nel finale, ma non ci sarà più nulla da raccontarvi. Buona la prima dunque per il Camaro che si impone a Luigi Averna di Riposto con il risultato di 3-0. Un cordiale saluto amici della Wii Sport e alla prossima.